Da Casale a Gaggio a Cavriè si moltiplicano le segnalazioni di furti di fiori e piante dalle tombe nei cimiteri, persone senza scrupoli che non si fermano nemmeno davanti al dolore per la morte, sofferenza che si aggiunge ad altra sofferenza per un atto che va a violare quel semplice gesto di una compagna o di un figlio per sentirsi più vicini al familiare che non c'è più. Gli ultimi episodi in ordine di tempo nei cimiteri di Biancade e Roncade, dove può accadere anche che ad essere colpita in più occasioni sia la stessa tomba. Non riesco a capire come si possano oltraggiare le tombe di altre famiglie, quando a Roncade abbiamo 2 fiorerie che trovano soluzioni per tutte le tasche, quindi lo ritengo un gesto veramente ignobile. In programma a Roncade un'implementazione del sistema di videosorveglianza che potrebbe interessare anche siti particolarmente sensibili come i cimiteri. Stiamo portando avanti un altro stralcio per quanto riguarda la videosorveglianza per un bando che scade qui verso fine giugno, proprio per poter partecipare a questo bando. Vedremo se serve implementarla soprattutto nei parcheggi dei cimiteri.